È mercoledì 27 gennaio. Di nuovo? Adesso? Appassionati e appassionati di hockey pista, buonasera dal Pala Ferrarin di Breganze, vi parla Fausto Pozzan. Buon mercoledì 27 gennaio. Tra qualche istante inizierà il match valido per il recupero dell'8ª giornata del campionato di Serie 1 hockey pista edizione 2020-2021. E quindi questa è la partita che conclude per le due squadre che tra poco andremo a presentare il loro girone d'andata. Le squadre recuperano questo match che era stato sospeso in quanto in quel momento la pandemia mordeva particolarmente e si era reso necessario rinviare la disputa di questa gara. Si affrontano quindi la formazione di casa dell'Hockey Lanaro Breganze è opposta al Follonica, Galileo Follonica per la precisione, una delle squadre sicuramente che hanno, quanto a blasone, fatto la storia di questa disciplina sportiva e che si schiera con la seguente formazione. I portieri sono Leonardo Barozzi con il numero 29 e Andrea Fillini con il numero 10. Gli esterni sono Serse Cabella con il numero 8, Fernando Montigel con il 17, Luca Esposito con il numero 3, Davide Banini con il numero 5, Federico Pagnini con il numero 7, che è il capitano della formazione ospite, Oscar Bonarelli con il 57, Marco Pagnini con il 9, Francesco Banini con il 15. L'allenatore è il signor Sergio Silva. Per quanto riguarda la locale formazione dell'Hockey Lanaro Breganze, i portieri sono Andrea Bigarelle con il 26 e Marco Zanfi con il 23. I giocatori esterni sono Stefano Dal Santo, il capitano, con il numero 53, Mattia Ghirardello con il 6, Silvio Costenaro con il 29 e Paul Galliffa con il 7, Filippo Compagno con il 17, Nicolas Bangert con il 3, Andrea Lavalle con il 73, Pietro Battaglini con il 2. L'allenatore della formazione dei locali rossoneri breganzesi è Enrico Gonzo. Prima della partita verrà osservato un minuto di silenzio. Ricordiamo la recente scomparsa di Laura Morandi. Dicevamo della recente scomparsa purtroppo di Laura Morandi, vice segretario generale della Federazione Italiana Sport Rotellistici e moglie del presidente federale Sabatino Aracu. A dirigere l'incontro la coppia arbitrale è formata dai signori Luca Mogli di Viareggio e Paolo Moresco, con l'assistenza dell'arbitro al tavolo Alberto Fabris. Le riprese per conto della piattaforma digitale Hockey Pista Fisser TV sono dello Studio 7 HD, l'operatore di serata è Marian Monteanu. Vediamo quali sono le scelte dei rispettivi allenatori. Ci sembra che Follonica sia orientata per lo schieramento con Leonardo Barozzi, che è anche uno dei portieri della nazionale italiana di hockey pista, Fernando Montigel, Federico e Marco Pagnini e Davide Banini. Per quanto riguarda Breganze, il portiere Andrea Bigarella, gli esterni sono Pietro Battaglin, Mattia Ghirardello, Paul Galliffa e Stefano Dal Santo. Tutto pronto per cominciare questo recupero dell'8ª giornata del campionato di Serie 1 hockey pista 2020-2021. Poi vi leggeremo le altre partite in programma. C'è subito una occasione creata da Follonica, si chiude la difesa dei locali del Hockey Lanaro Breganze e quindi il numero 6 Mattia Ghirardello a gestire il possesso, si rifugia dietro porta della difesa da Leonardo Barozzi, dove opera Pietro Battaglin. Il passaggio all'indietro per Stefano Dal Santo, a sua volta a girare dietro la porta.
si libera della sfera, serve Mattia Ghirardello, la conclusione da lontano di Mattia Ghirardello imprecisa e allora si riparte con la palla in possesso di Follonica, con il signor Molli che invece assegna una punizione per un tocco di pattino della squadra avversaria e allora sarà Breganze che avrà un'altra opportunità di iniziare una manovra offensiva. Sono trascorsi 36 secondi dall'inizio del match, 0-0 ovviamente. Qualche attimo di un consulto al tavolo dell'arbitro Luca Molli con Alberto Fabris. Non capiamo qual è il problema tecnico. Ordina ora la ripresa del gioco. Stefano Dal Santo per Breganze. Breganze reduce dal primo punto conquistato sabato scorso. Una partita sicuramente rocambolesca che ha visto Breganze sotto 2-0, ma anche avanti a 5-4, addirittura a 2 centesimi di secondo dal termine. E attenzione qui, una penetrazione irresistibile di Marco Pagnini. Alta è la sua conclusione. Follonica sicuramente in un ottimo stato di forma, come conferma il recente pareggio ottenuto per esempio in quel di Vallagno, ma si tratta di formazione sicuramente rodata ed esperta con giocatori di primo piano. Abbiamo già citato Leonardo Barozzi, ma citiamo lo stesso Montigel, vengono da Viareggio, il loro primo anno a Follonica, e poi i cugini Pagnini e una rosa sicuramente ben allestita e che prodotto del vivaio del settore giovanile. Follonica è sicuramente uno dei settori giovanili più prolifici d'Italia e quindi dopo gli anni leggendari della squadra che sicuramente di quella che fu una vera e propria dinastia che caratterizzò il mondo dell'hockey pista a cavallo della metà degli anni 2000, vincendo per esempio l'unica squadra italiana a riuscirci la Coppa dei Campioni. Attenzione qui un buon ripiegamento difensivo di Pietro Battaglin. Dicevamo di una squadra di grandissime tradizioni quale Follonica, che da qualche anno comunque è in pianta stabile fra le grandi dell'hockey italiano, anche dopo aver avuto un certo ridimensionamento a livello di budget. Qui però c'è un'ottima conclusione di Mattia Ghirardello, risponde presente il portiere ospite Leonardo Barozzi, da par suo il viareggino Leonardo Barozzi, portiere della nazionale italiana. Siamo con Pagnini, Marco Pagnini in possesso. Breganze ritanato a protezione del proprio settore difensivo. Ci pare uno schieramento a rombo, quindi una zona, quella di Breganze. Attenzione qui, fa buona guardia Bigarella, ma c'era un ottimo assist da dietro porta degli avanti ospiti allenati da Sergio Silva, che fu uno dei protagonisti di quella squadra mitica che sicuramente scrisse una tra le pagine più importanti della storia dell'hockey italiano. Ci possiamo permettere, forse 3 sono le dinastie che hanno caratterizzato maggiormente questo sport, almeno a partire dagli anni 80. Sicuramente Novara, sicuramente Roller Monza e aggiungiamoci pure Follonica. Attenzione qui Follonica che riparte con Marco Pagnini, la conclusione, fa buona guardia Ghirarella, concede quindi una ripartenza per Breganze. C'è Mattia Ghirardello a sfidare e a non trovare la porta solo davanti a Leonardo Barozzi. Era un'ottima opportunità per Breganze. Dopo una bella parata di Andrea Bigarella, la conclusione ancora di Federico Pagnini, ancora insistita l'azione di Banini nella circostanza. Follonica che senza tanti fronzoli cerca subito la via della conclusione. Ora c'è Pietro Battaglini in possesso per i locali, è fronteggiato da un avversario sicuramente duro come Montigel, bravo nella circostanza il numero 2 rossonero. Qui va a subire un fallo Stefano Dal Santo e siamo già al primo time out. L'ha chiamato Sergio Silva, il tecnico della squadra ospite. Un buon inizio di match con entrambe le squadre ripetutamente a cercare di superarsi. Abbiamo visto anche una situazione di contropiede ripetuto da una parte e dall'altra. Hanno fatto una buona guardia entrambi i portieri. La partita sicuramente quindi si rivela piacevole. Breganze vuole cercare di continuare il circolo virtuoso che finalmente ha fruttato il primo punto, anche se, ripetiamo, con tanti rimpianti sabato scorso, perché venire raggiunti a soli 2 centesimi dalla fine, se non è record, poco ci manca. È da dire peraltro che comunque la squadra con cui ha giocato Breganze vinceva per 2-0 e quindi
a suo modo si può tranquillamente dire che Breganze aveva effettuato una rimonta, l'aveva completata peraltro passando in vantaggio. Peccato, ma comunque sicuramente essersi schiodati da quota zero può essere un buon segnale di una stagione che comunque avrà il suo epilogo ai play-out permanenza, quindi Breganze deve sicuramente cercare di migliorare sempre più la propria condizione, crescere a livello di prestazioni, conquistare punti, perché comunque serve per il morale, ma essere conscio che la salvezza si giocherà in post-season. Intanto si riprenderà con Breganze in possesso il suo numero 7 Pol Gallifa, che è anche il capocannoniere della formazione rossonera con 12 segnature fin qui. Ha segnato 9 reti, poi Stefano Dal Santo che va subito alla conclusione. Bravo Stefano Dal Santo. Tocco ravvicinato di Pol Gallifa, la conclusione di prima intenzione, la parata di Leonardo Barozzi, ancora una palla infiltrante di Mattia Ghirardello con Pietro Battaglin nei pressi che a cercare magari la deviazione. Breganze è rintanato a zona, confermiamo l'assetto tattico ordinato da Enrico Gonzo a rombo. Un Follonica quindi che dovrà costruire una soluzione di tiro fronteggiando una squadra che è ferma, anziché seguire ognuno un proprio uomo, si guarda la palla e le posizioni fisse in campo che ricordano appunto la figura geometrica del rombo, visto che 4 sono i difensori e cioè i giocatori di movimento. Attenzione ora, ancora Montigel sporca il passaggio Mattia Ghirardello, quindi Breganze che sta per il momento creando qualche problema alla situazione tattica e alla manovra della formazione ospite. Guadagna quindi un possesso, scadono i 45 secondi per Follonica per andare al tiro e allora è possesso per i rossoneri di Enrico Gonzo. Qui c'è Gallifa che va a subire un fallo, sono 2 i falli di squadra commessi da Follonica sino a questo momento. 5 minuti trascorsi dall'inizio del match, 0-0 il punteggio. Mattia Ghirardello per Stefano Dal Santo. Un passaggio impreciso, lo intercetta Fernando Montigel che riparte. Attenzione, era solo davanti alla porta il numero 5 ospite Davide Banini, che è un cliente sicuramente pericoloso. Ha segnato 18 reti ci sembra. Attenzione ancora Banini, bravo Bigarella a dirgli di no. Quindi sicuramente gran lavoro per il portiere di casa Davide Banini, 17 reti sin qui. Se ne va intanto Pol Gallifa, lo fronteggia lo stesso Davide Banini. Mattia Ghirardello, Pietro Battaglin, Dal Santo fronteggiato da Marco Pagnini, ancora Banini a fronteggiare Pol Gallifa, si rifugia dietro a porta, va da Mattia Ghirardello all'indietro per Pietro Battaglin, il blocco di Mattia Ghirardello, il fallo di squadra subito da Pietro Battaglin, è già il terzo, quello commesso dalla squadra ospite che ne ha 3 e a 3 finora il conteggio appunto falli di squadra commessi appunto. E allora Breganze che ha un'altra opportunità, 9 secondi peraltro per andare al tiro, quindi poco il tempo per andare alla conclusione. Poi Gallifa cerca un assist per Mattia Ghirardello che si era inserito davanti al portiere avversario Barozzi, ma intanto c'era Montigel davanti a Bigarella che è riuscito a sventare la minaccia in qualche maniera. Riparte poi Gallifa per Breganze, sicuramente pericoloso Follonica, giocatori di qualità e di esperienza sicuramente. Attenzione qui Breganze con Stefano Dal Santo, il tiro rimpallato, Dal Santo ancora dietro la porta di Leonardo Barozzi che comunque anche lui ha avuto il suo da fare in questi primi minuti di match. Battaglin, Ghirardello trova buone soluzioni di passaggio Breganze, poi Gallifa davanti a Leonardo Barozzi, da conclusione la palla vagante, il primo fallo di squadra commesso da Breganze. Riparte velocemente Marco Pagnini per Follonica, un dribbling insistito, il palo, grandissima l'azione, bravissimo il numero 9 ospite, ha fronteggiato gli avversari come fossero birilli, è andato alla conclusione accompagnato di rovescio. Il palo gli ha negato la gioia della prima marcatura. 7 minuti trascorsi dall'inizio di questa partita. Sicuramente piacevole, abbiamo già visto qualche apprezzabile giocata, spunti dal punto di vista tecnico interessanti. Breganze a uomo adesso, ha lasciato la zona. Probabilmente Breganze alternerà
questo tipo di assetto tattico difensivo per creare maggiori problemi alla formazione ospite, che si fa sicuramente preferire dal punto di vista degli effettivi per quanto riguarda il palmarès e le qualità tecnico-tattiche, in teoria. Però Breganze si sta disimpegnando abbastanza bene. C'è Montigelli ora, la finta di tiro, Pagnini ancora una volta gli dice di no Andrea Bigarella, che è uscito. Intanto circolazione di palla veloce da parte della formazione di Sergio Silva. Breganze però è riuscito a fare una pezza e va a guadagnare un possesso. Fallo di 5 secondi secondo il signor Paolo Moresco, che suggerisce alla squadra di casa che si dovrà riprendere dall'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione rossonera. Battaglin sulla sfera, nei pressi poi il Gallifa a fronteggiarlo, due clienti mica comodi come Montigelle e Davide Manini, e si riparte. Gallifa, si inserisce Mattia Girardello sullo stesso lato, ma se ne avvedono i difensori ospiti. Bravo Battaglin a sfidare Banini e a sporcargli il possesso, però insistita l'azione di Banini, rinviene ancora una volta su di lui Pietro Battaglin, rincuorato dai compagni. Ha avuto un buon inizio di match il numero 2 rossonero. Montigel, il blocco per Banini, la conclusione da lontano, la palla alta, vediamo, la palla non torna giù e si è creata delle strutture mobili sopra il tetto del palazzetto, quindi si dovrà sostituire la palla. Speriamo che non cada durante il match. Si riprenderà con un ingaggio a 2. Ingaggio a 2. Banini a contendere il possesso a Paul Gallifa. Si riparte. Possesso per Follonica. Marco Pagnini. La conclusione di Marco Pagnini rimpallata dai difensori breganzesi. Devono sicuramente stare molto attenti perché le conclusioni da lontano di avanti follonicensi sono sicuramente pericolose. Follonichesi, scusate. E c'è un fallo di 10 secondi. Stefano Dal Santo non ha trovato scelta di passaggio, non ha lasciato palle, allora è stato sanzionato con il fallo di squadra. Il signor Molli richiama le squadre in campo c'è l'invito del signor Molli a non commentare le decisioni in pista. Attenzione qui Breganze che lascia colpevolmente Davide Banini davanti a Bigarella. È stata sicuramente una disattenzione quella commessa dai rossoneri. Ingaggio a 2, ma Breganze è stato un passo da subire la rete. Una disattenzione imperdonabile. Tutti a guardare e a parlare l'arbitro, a guardare l'arbitro. E invece Follonica aveva giustamente da par suo mosso palla. C'è intanto il quarto fallo di squadra commesso da Follonica. Breganze ne ha commessi 2. Riparte Stefano Dal Santo, Battaglin, Girardello, Follonica che pressa alto, sicuramente va a tagliare tutte le possibilità di passaggio e Breganze non si sbilancia, rimane fisso con 2 uomini dietro la metà campo. Mattia Girardello intanto si rifugia da Stefano Dal Santo. Battaglin, ancora Battaglin, Dal Santo, la conclusione da lontano, rimpallata da Federico Pagnini, il capitano ospite, che accelera, lo va a sfidare Pietro Battaglin. Banini per Montigel. Breganze a zona, anzi no, proseguono la marcatura individuale. Banini per Marco Pagnini, fluida la manovra di Follonica, si libera bene Pagnini. Attenzione alla palla dietro porta, arriva per primo Davide Banini, tenta di infilare il passaggio per Federico Pagnini. Marco Pagnini ancora, 10 secondi per andare alla conclusione. Perde sfera Banini, riparte Stefano Dal Santo per i suoi, la conclusione rimpallata Federico Pagnini. Follonica che ha un'ottima opportunità ora con Banini e colpisce. 1-0 per Follonica, 15-02. Breganze ha concesso una facile ripartenza a Follonica che è da pagato dazio. 1-0 per gli ospiti. Stavano premendo da qualche minuto e
sono stati premiati nel loro sforzo. E allora tutto da rifare per Breganze, o meglio, tutto da ricominciare. Mentre Follonica effettua già una sostituzione, manda in pista il numero 15 Francesco Banini. La rete è stata di Davide Banini a 15:04 al termine della prima frazione di gioco. Poi Gallifa intanto. Mattia Ghirardello per Breganze a provare a ripartire. Ancora Follonica in possesso. Montigel, Marco Pagnini, il tentativo di assist per Montigel. Breganze deve sicuramente serrare le file in difesa e alzare l'intensità nella fase difensiva, appunto, altrimenti Follonica può dilagare. Recupera una buona sfera per i suoi Stefano Dal Santo e deve trovare qualche buona giocata in avanti. Attenzione qui, l'accelerazione di Stefano Dal Santo. Intanto è entrato Andrea Dalla Valle, è uscito Pietro Battaglin. Nel Follonica, attenzione, c'è una palla vagante, ma se ne rinviene Federico Pagnini. È uscito l'autore del gol, Davide Banini, ed è entrato al suo posto Francesco. Andrea Dalla Valle per Breganze, fronteggiato da Montigel, si libera bene. Ci avesse creduto, poteva forse tentare di cercare la porta, ma c'è una potenziale ripartenza in 3 contro 2. Un cattivo controllo, per fortuna di Breganze, di Francesco Banini. Follonica ha avuto sicuramente l'opportunità per andare sul 2-0. Adesso la squadra ospite sta sicuramente imprimendo il suo marchio su questo match, con delle accelerazioni per ora difficilmente controllabili dalla formazione di casa. Riparte Breganze però con Paul Gallifa. Sicuramente Follonica sta costruendo il suo vantaggio con una difesa aggressiva e ben organizzata, che non lascia svie di scampo per ora alla formazione di casa, che ha avuto qualche opportunità all'inizio del match, ma è da qualche minuto che non riesce a trovare la via della conclusione, proprio per effetto dell'ottimo assetto difensivo di Follonica. Vediamo ora Andrea Dalla Valle a manovrare dietro porta, si libera bene, tenta l'alza e schiaccia ancora Stefano Dal Santo, va a commettere fallo però, e allora siamo un time out. 12:14 dal termine della prima frazione di gioco di questo che, ricordiamo, è il recupero dell'8ª giornata del campionato di Serie 1 edizione 2020-2021. Il programma prevede la sfida tra Amatori Vasca Lodi e Team Service Car Monza, quindi un derby lombardo. Uboche Barsano opposto a TR Chimica Montebello, altro derby, questa volta vicentino. Abbiamo poi uno scontro al vertice, perché tra due formazioni comunque protagonisti di questa prima fase dello stagione, tra Y Sport Valdagno e Credit Agricole Sarzana. Poi il programma prevede altresì lo scontro tra testa coda, tra Roller Hockey Scadiano opposto al GDS Forte dei Marmi, e poi Correggio e contro Trissino, mentre la diretta televisiva nel canale digitale terrestre con cui si è convenzionata la nostra federazione è tra Telea Medical Sandrigo ed il Fox Grosseto, per una classifica che vede attualmente al comando Amatori Vasca Lodi con 37, seguito da GDS Impianti Forti di Marmi a quota 33. A 32 abbiamo il Y Sport Valdagno, a 31 il Credit Agricole Sarzana, al 30 il Trissino, a 27 al sesto posto Broker Bassano, al settimo il Follonica con 23, Galileo Follonica che sta protagonista, che sta vincendo qui a Breganze per 1-0. Poi abbiamo TR Chimica Montebello con 22 all'ottavo posto, al nono posto Sandrigo con 18, Italia Medica Sandrigo. Al decimo e undicesimo posto Appaiate, Correggio ed il Fox Grosseto. Poi abbiamo Team Service Car Monza con 11, Roller Scandiano con 5 e Breganze ultimo posto, un punto. Si riparte Dal Santo per Breganze, Follonica con Francesco Banini, Serse Cabella, prodotto del vivaio follonichese, Federico Pagnini, Fernando Montigelli e Leonardo Barozzi appunto per Breganze.
Andrea Bigarella, Stefano Dal Santo, Mattia Ghirardello e Andrea Dalla Valle. Follonica al comando. 1-0, ha sbloccato la faccenda, come si suol dire, Davide Banini, quando mancavano 15:04 al termine della prima frazione di gioco, quindi poco meno di 10 minuti dall'inizio del match. Un match sicuramente piacevole, che per ora ha un padrone, Follonica, con Breganze che deve sicuramente riorganizzarsi, soprattutto nella fase offensiva, e cercare magari di creare qualche problema in fase di costruzione a Follonica, con una difesa, magari variando le difese, ma soprattutto aumentando l'intensità e evitando le distrazioni. Qui c'è un blocco commesso da Cabella, fischiato dal signor Moresco, il quinto fallo di squadra già commesso da Follonica. E allora Breganze a ripartire con Paul Gallifa, il suo numero 7, la conclusione di Gallifa imprecisa, non trova spazi Breganze, la difesa sicuramente alta e sicuramente ben organizzata, e impressione di Follonica non consente a Breganze di produrre un hockey offensivo che possa creare problemi alla retroguardia ospite e soprattutto al suo portiere, cioè a Leonardo Barozzi, che le poche volte che è stato chiamato in causa ha risposto presente. Riparte Breganze, una palla infilata da Stefano Dal Santo, gli ha detto di no con i guantoni il portiere ospite. Intanto viene commesso il quarto fallo di squadra da Stefano Dal Santo, ci sembra. Questa è la decisione almeno del signor Moresco. E allora 10 minuti e 36 al termine, possesso per Follonica, che è avanti 1-0 nel punteggio, con Andrea Bigarella, il portiere di casa, che sin qui ha avuto maggior lavoro del collega Leonardo Barozzi. Il passaggio del blocco di Montigello, attenzione, un'ottima combinazione questa di Follonica. Per un non nulla non è stato consentito alla formazione ospite di portare nella fattispecie Fernando Montigello solo davanti a Bigarella. E siamo dietro la porta intanto di Andrea Bigarella, con Serse Cabella ad orchestrare la manovra. Riparte qui, c'è un buon recupero palla di Breganze, la ripartenza in potenziale 2 contro 2, l'azione insistita di Stefano Dal Santo, ma rinviene su di lui Francesco Banini, fase confusa, c'è una buona opportunità per Stefano Dal Santo e l'ottima parata di Leonardo Barozzi. Cade intanto il capitano rossonero, ferma il gioco il signor Luca Molli. Abbiamo qualche problema per il capitano della formazione di casa. Siamo pronti, ci sembra, a ripetere il gioco. Possesso per Breganze. Dalla Valle, Dal Santo sulla sfera. Tutto bene per il capitano rossonero. Ghirardello, Breganze che cerca di trovare spazi, ma la pressione di Follonica è sicuramente insistita. E allora si libera della palla il capitano rossonero, e un'azione che nell'hockey ghiaccio sarebbe di liberazione vietata. E allora sarà Follonica a riprendere il gioco. 45 secondi per andare al tiro per la formazione ospite, saldamente al comando. 1-0, ma per quanto sin qui visto Follonica ha sicuramente meritato il vantaggio. Allora c'è comunque Mattia Ghirardello che va a contendere il possesso a Fernando Montigello. Breganze che deve sicuramente trovare intensità difensiva, l'ha fatto nei primi minuti di match, poi Follonica ha aumentato le cadenze. Ci sembra che negli ultimi paio di minuti Breganze sia sicuramente un po' cresciuto, deve trovare con più convinzione la via della conclusione, anche se non è facile, al cospetto appunto di una difesa, quella ospite, sicuramente potente e irresistibile. La conclusione da lontano di Francesco Banini, che arriva per primo sulla ripartenza, e il signor Moresco è pronto a sventolare il cartellino in blu a Paul Gallifa e ad assegnare un tiro libero diretto a Follonica a 8:44 dal termine. Follonica ha l'occasione per rimpinguare il bottino. Vedremo se Andrea Bigarella saprà dirgli di no, non dovesse realizzare. La formazione ospite avrà comunque 2 minuti di superiorità numerica. Come si suol dire, piove sul bagnato per Breganze, mentre Sergio Silva
ha qualcosa da dire a Serse Cabella, qualche consiglio tattico sicuramente. Peccato per questa ingenuità commessa da Paul Gallifa, che potrebbe costare caro per Breganze, ma vediamo se il portiere Andrea Bigarella, autore di una buona prova sin qui anche sabato scorso al cospetto della formazione ospite del Correggio, saprà ripetersi contro un ottimo tiratore quale Davide Banini. La finta di Banini che è partito, vediamo, e niente da fare, il raddoppio. Banini è dotato di una tecnica sicuramente invidiabile e in più è mancino, anche Bigarella peraltro, ma comunque doppietta di Davide Banini che sta sin qui orientando il match a favore della formazione ospite. 2-0 per Follonica. Si sapeva che Follonica è una squadra e un osso duro, che ha avuto magari un inizio non particolarmente brillante di stagione, ma che poi si è ripreso alla grande. Adesso occupa il 7° posto in classifica. Breganze sicuramente dovrà lavorare duro nel prosieguo di questo match se vorrà provare a cavare qualcosa. Sin qui la difesa aggressiva della formazione ospite non ha lasciato scampo a Breganze. C'è un blocco intanto, il 6° fallo, chissà che magari Breganze possa provare a capitalizzare qualcosa con i falli di squadra, ma le ripartenze per ora sono poco efficaci, invece quelle di Follonica sono sicuramente mortifere per Breganze. Attenzione, c'è una palla vagante, un'entrata dura del capitano rossonero, ma non sono stati ravvisati gli estremi per concedere penalità alla formazione di casa, solo un fallo tecnico e Follonica in possesso con il suo capitano Federico Pagnini. Saldamente al comando Follonica, mentre Breganze ha inserito intanto Pietro Battaglin al posto di Paul Gallifa, che sta scontando i 2 minuti di penalità inflitti dall'arbitro Moresco e che hanno fruttato il raddoppio di Follonica avanti 2-0 nel punteggio. Galileo Follonica 2, Breganze 0. In questo recupero dell'8ª giornata che conclude di fatto il girone d'andata e contribuisce a delineare una classifica che è importante, perché al termine della girone d'andata si vanno a configurare le 8 finaliste di Coppa Italia, anche se vedremo la formula che potrebbe essere condizionata dalla pandemia. C'è una conclusione intanto da lontano di Mattia Ghirardello, con Breganze che ha chiesto un nuovo time out. Non trova la via della rete sicuramente la formazione di casa. Intanto c'è una parata di Bigarella, per primo è andato Mattia Ghirardello al recupero della sfera. Battaglin per Dal Santo, ancora Dal Santo per Mattia Ghirardello. Battaglin dalla valle, in tentativo di servire Stefano Dal Santo, ma siamo ancora dall'altra parte con Federico Pagnini, la conclusione di Federico Pagnini. Un altro fallo di squadra, probabilmente un blocco irregolare visto dal signor Luca Molli. Il time out, Follonica ha commesso 7 falli di squadra, ma è in vantaggio per 2-0. Breganze che sta trovando delle difficoltà, ma potevano essere messe in preventivo. Intanto Enrico Gonzo fa entrare Filippo Compagno al posto di Andrea Dalla Valle, mentre non ci sembrano le viste cambi per la formazione ospite. Che mantiene Francesco e Davide Manini assieme a Serse Cabella e a Federico Pagnini. Queste le scelte di coach Sergio Silva. Davide Manini sicuramente in un momento di grazia con le 2 reti di questa sera e già a quota 19 segnature in stagione. 6:48 al termine della prima frazione di gioco. Battaglin e Dal Santos sulla sfera alla ripresa del gioco. Mattia Ghirardello, Dal Santo, l'accelerazione di Dal Santo, Filippo Compagno
riceve il primo passaggio, si libera della sfera servendo bene Stefano Dal Santo. Ancora Filippo Compagno fronteggiato da Davide Banini che gli chiude ogni traiettoria. Va bene a combinare da Compagno con Stefano Dal Santo. Pietro Badaglin, il tiro ribattuto da Cabella e alla caccia della sfera Pietro Badaglin. Il signor Molli ordina un ingaggio a 2. Davide Banini e Filippo Compagno a sfidarsi. Alla meglio il giocatore ospite, il realizzatore della doppietta che sta sin qui decidendo il match, Federico Pagnini. Cattivo controllo, Davide Banini. Federico Pagnini per gli ospiti, Francesco Banini, Davide Banini. Ancora Francesco Banini, l'accelerazione, la finta di tiro, il tentativo di assist per Serse Cabella. Ottima combinazione questa di Follonica, ma siamo dall'altra parte con Breganze in azione insistita con Filippo Compagno. All'indietro per Mattia Ghirardello, il blocco di Filippo Compagno, la conclusione di Mattia Ghirardello, la parata di Leonardo Barozzi. 5 minuti e 20 al termine della prima frazione di gioco. Compagno per Dal Santo, la finta di blocco di Pietro Badaglin, nulla da fare, c'è un fallo e c'è il signor Molli che è pronto a sanzionare Stefano Dal Santo. No, anzi, va a punire Filippo Compagno. Sembrava alle viste un fallo che fosse fischiato ai danni di Stefano Dal Santo, e invece il cartellino blu se l'è visto sventolare Filippo Compagno, abbastanza incredulo nella circostanza. Fatto sta però che a 5:07 dal termine della prima frazione di gioco, Davide Banini, che sin qui ha colpito per 2 volte, ha l'occasione per arrotondare il punteggio. Non ci voleva sicuramente per Breganze. Intanto è uscito Federico Pagnini, è rientrato Fernando Montigello. Banini, la finta di tiro di Banini, vedremo se è dall'altra parte. Implacabile Davide Banini, 20° gol per lui in stagione. 5-0-5, Galileo Follonica 3, Lanaro Breganze 1. Tripletta di Davide Banini, sicuramente l'uomo del match. Bonarelli intanto è entrato in pista per Follonica. Si riparte, c'è il warning a Mattia Ghirardello. Il signor Molli che si sta sanzionando i giocatori di Breganze. Il blu a Filippo Compagno, adesso il warning a Mattia Ghirardello. Si riparte 3-0 per Follonica. La conclusione di Stefano Dal Santo, la parata di Leonardo Barozzi, Marco Pagnini sulla sfera, accanto a lui Fernando Montigel, è entrato anche Paul Gallifa che ha scontato la sua penalità, i suoi 2 minuti di espulsione temporanea. Alle viste un altro cambio per Breganze, dovrebbe entrare Silvio Costenaro, Marco Pagnini. Breganze che sicuramente si è trovato a fronteggiare una formazione che sin qui ha imposto i diritti di una maggior classe, anche se magari qualche decisione arbitrale ha lasciato qualche perplessità, ma conosciamo la personalità del signor Luca Molli. Attenzione qui, poi Gallifa ha cercato di chiudere una triangolazione con Pietro Badaglin, ma invece siamo dall'altra parte. Marco Pagnini, conclusione imprecisa. Per fortuna di Andrea Bigarella, siamo però da dietro la porta con Banini. Attenzione, c'è un possesso per Breganze. Riparte Mattia Ghirardello. È caduto dopo il contrasto con Stefano Dal Santo. Cade Stefano Dal Santo. Riparte comunque Breganze. Gallifa, Mattia Ghirardello, 3,52 intanto al termine della prima frazione di gioco. Poi Gallifa a sfidare Montigel che va a commettere fallo di squadra. Non è d'accordo il numero 17 ospite. Comunque Follonica ha già commesso 8 falli di squadra
Dal Santo, Ghirardello, ancora Dal Santo, Bataglin non riesce a ricevere sfera, forse è uno dei primi errori commessi, quelli dal numero 2 Breganzese, che recupera un buon passaggio. Poi Galiffa, attenzione, la palla vagante in area, Pietro Bataglin che protesta, qualcuno deve avergli tenuto la stecca, almeno questa è l'opinione del numero 2 di casa. Ma siamo dall'altra parte con Bonarelli, recupera sfera in azione insistita in azione difensiva Stefano Dal Santo, l'assist per Pietro Bataglin, 2 opportunità consecutive, 2 volte gli ha detto di no. 2 volte gli ha detto di no Leonardo Barozzi. Breganze vicino ad accorciare le distanze con il suo numero 2 Pietro Bataglin. Ancora poi Galiffa in azione insistita. Passaggio impreciso di Bataglin per Dal Santo, per Ghirardello, scusate. C'è un altro time out intanto a 2:42 dal termine della prima frazione di gioco. Time out allora. 2:42 al termine della prima frazione di gioco. Tripletta di Davide Banini a orientare questo match dalle parti di Follonica, che in questo momento schiera Bonarelli, Davide Banini, Montigel e Marco Pagnini. Per Breganzi invece sono in pista poi Galiffa, Stefano Dal Santo, Mattia Ghirardello e Pietro Bataglin. C'è un warning che il signor Molli ha assegnato a Stefano Dal Santo, il capitano di casa. Bonarelli per Follonica, si avvicina a lui Montigel, si ripartirà con il fischio del signor Moresco. Marco Pagnini, Davide Banini, Marco Pagnini in possesso, recupera bene questa volta poi Galiffa per Breganze. La ripartenza del numero 7 di casa, il servizio per Stefano Dal Santo, ancora Galiffa, all'indietro per Mattia Ghirardello, il blocco di Galiffa a creare spazio. Bataglin si era liberato, Mattia Ghirardello, peccato, era una buona opportunità questa per Breganze. Ma siamo dall'altra parte con Fernando Montigel. Insistita l'azione difensiva di Stefano Dal Santo, che però non riesce a impossessarsi della sfera. Bonarelli all'indietro, azione di Marco Pagnini. Ora Breganze che ha alzato un po' la difesa, cerca un po' di maggior pressione. Davide Banini, bravo Pietro Bataglin a chiudere la traiettoria di passaggio. Riparte Breganze, poi Galiffa a sfidare Marco Pagnini, la conclusione di Galiffa, ancora Barozzi a dire di no. E allora Fernando Montigel cade in area, Bonarelli, non ravvisano irregolarità i direttori di gara. Si riparte, Mattia Ghirardello, la finta di tiro, tentava l'assist per Stefano Dal Santo che recupera sfera. Si rifugia da Pietro Bataglin, ancora Dal Santo all'indietro per poi Galiffa, Dal Santo, Bataglin. Siamo all'ultimo giro di lancetta della prima frazione di gioco. Follonica avanti per 3-0. Mattia Ghirardello, ancora Mattia Ghirardello con Pietro Bataglin all'indietro, poi Galiffa, Ghirardello, Dal Santo. Vediamo se riuscirà a trovare una conclusione. Non fischiano gli arbitri, era caduto sul contrasto. Qui c'è la conclusione di Marco Pagnini ripetuta e ancora poi Galiffa in possesso. Si riparte con Mattia Ghirardello, 28 secondi al termine della prima frazione di gioco. Poi Galiffa,
La conclusione di Dal Santo, la palla deviata, sarà possesso per Ragazzi, mentre il signor Moresco ha qualcosa da dire a Marco Pagnini. Un warning per proteste. (18,40 al termine della prima frazione di gioco). Warning per Follonica, quindi situazione falli: 8 quelli commessi da Follonica, 4 quelli commessi da Breganze. 18,40 al termine della prima frazione di gioco. Follonica avanti nel punteggio per 3-0. Tripletta di Davide Banini. Possesso per Breganze. Questa è la decisione del signor Moresco. Breganze ha la possibilità magari di concludere. Vediamo se riuscirà a trovare una conclusione prima del match, della conclusione della prima frazione. Lo scambio e la parata, una buona combinazione tra Dal Santo e Gallifa. 10 secondi al termine. Bonarelli, Davide Banini, Montigel, 4 secondi. Marco Pagnini, accelerazione di Marco Pagnini. La conclusione. Termina qui la prima frazione di gioco sul 3-0 per gli ospiti. Un match forse caratterizzato da qualche decisione arbitrale che non ha convinto, ma fatto sta che Follonica è saldamente al comando e ci pare di poter dire sin qui ha legittimato il vantaggio 3-0 al termine quindi della prima frazione di gioco. A risentirci tra una decina di minuti per il secondo tempo da Fausto Pozzan qui dal Pala Ferrarin di Breganze per questo recupero dell'8ª giornata del campionato di Serie A1.
Bentornati all'ascolto, appassionati e appassionati di hockey pista, qui dalla Palla Ferrarin di Breganze. Tra qualche istante avrà inizio il secondo tempo del match valido per il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie 1 2020-2021. Hockey pista sono opposte la formazione di casa dell'Hockey Lanaro Breganze al Galileo Follonica, ospiti che hanno chiuso saldamente in vantaggio il primo tempo per 3-0. Grazie alla tripletta di Davide Banini, che si è espresso al meglio, soprattutto in serie di trasformazione dei tiri liberi diretti concessi dalla coppia arbitrale Luca Molli e Paolo Moresco. Doppietta quindi per Davide Banini quando ha trasformato due tiri liberi diretti, e poi lo stesso Banini ha completato l'opera, tripletta per lui con il gol che ha sbloccato il risultato. Follonica che ha dimostrato sicuramente un'ottima condizione di forma, un'ottima organizzazione tattica, soprattutto difensiva, ci pare di poter dire. Il pressing orchestrato dalla formazione di Sergio Silva non ha lasciato scampo alla formazione di casa, che aveva avuto peraltro un buon inizio, ma lì si è espresso bene il portiere Barozzi. Ottima anche la prova di Andrea Bigarella sin qui, che ha dovuto fronteggiare le conclusioni di giocatori sicuramente dotati di ottime capacità tattiche e tecniche, quali quelle della formazione ospite, che attualmente è al settimo posto in classifica, ma che sta registrando un buon momento di forma. Comunque andiamo in cronaca. È iniziata la ripresa. Breganze, che è reduce dal primo punto stagionale conquistato con la BDL Correggio sabato scorso, deve cercare una rimonta difficile ma non impossibile, soprattutto se ci sarà convinzione nella formazione di Enrico Gonzo, che a sua volta ha avuto un buon mese di gennaio. Dal punto di vista delle prestazioni ha cominciato a trovare la via della rete con più continuità dopo il cambio dell'allenatore, quando Enrico Gonzo, che aveva iniziato la stagione come vice di Sergi Pusset, è stato promosso a allenatore capo. Qualche modifica tattica e una crescita della formazione di casa ha fruttato delle reti, poche sino a qui i punti no, ma le reti sì, e Breganze quindi sicuramente deve costruire questo perseguo di stagione. Ma intanto Follonica va a trovare la quarta rete con Federico Pagnini, un'ottima azione corale conclusa dal capitano ospite. 23:54, vale a dire 1 minuto e 06 dall'inizio del secondo tempo. Federico Pagnini va a timbrare la sua soddisfazione personale, porta a 4 le reti degli ospiti, che qui rischiano di dilagare. Attenzione, qui c'è il palo colpito con un tiro di primissima intenzione da parte di Davide Banini, e quindi Follonica che sta mettendo il proprio match in discesa. Breganze che non riesce a trovare con continuità la via della rete, che deve sicuramente serrare i ranghi per non concedere un passivo pesante di cui non ha assolutamente bisogno alla vigilia tra l'altro di una trasferta, quella di sabato prossimo, in quel di Sarzana, su una pista difficile, al colpetto di un'avversaria altrettanto se non di più, perché il Credit Agricole Sarzana è stata anche in testa alla classifica del campionato di hockey pista quest'anno di Serie 1. Attualmente Sarzana occupa la quarta posizione con 31 reti ed è sicuramente un cliente difficilissimo da fronteggiare, considerando anche il fattore pista. Breganze che cerca di riorganizzarsi. Mattia Ghirardello ha cercato un improbabile nella circostanza passaggio per Andrea Dalla Valle. Breganze che alza un po' la pressione difensiva, ormai non ha nulla da perdere. La formazione di Enrico Gonzo è sotto 4-0. Risalire la china è difficile, ma se non alto per l'orgoglio Breganze ci deve provare assolutamente. Non può vanificare il buon lavoro sin qui svolto la formazione di Enrico Gonzo, che ha trovato il primo punto stagionale, ripetiamo, sabato scorso. Magari avrebbe meritato maggior fortuna, però qui Follonica un passo da quinta rete con Marco Pagnini fermato proprio davanti a Bigarella. Federico Pagnini intanto l'autore della quarta rete, frutto di un'azione corale. Andrea Dalla Valle bravo a difendere sul tentativo di assist per Marco Pagnini. Mattia Ghirardello adesso si rifugia all'indietro da
Stefano Dal Santo, Ghirardello, Gallifa, Dal Santo a cercare Dalla Valle, palla alta, questa è la decisione di Luca Molli, allora poi Gallifa in possesso, il tentativo di assist per Mattia Ghirardello, semitrottola rimpallata da Montigel, attenzione qui, bravo Bigarella a dire di no a Marco Pagnini. E allora siamo dall'altra parte con Paul Gallifa in ottima iniziativa, va alla conclusione la parata di Barozzi, era un'ottima iniziativa questa del numero 7 rossonero, gli ha detto di no il portiere ospite. E allora Marco Pagnini, un momento di respiro del match, sono stati i primi 4 minuti dove sicuramente le squadre hanno accelerato. Ha avuto maggior sorte Follonica che ha trovato il quarto punto con Federico Pagnini. Francesco Banini intanto che è entrato in pista, ha dato il cambio a Montigel. Federico Pagnini, Marco Pagnini. Attenzione, Francesco Banini a un passo da Bigarella che gli nega la gioia della rete, riparte Braganze con poi Gallifa, la finta di tiro di Gallifa. Federico Pagnini lo ferma. Insistita l'azione del numero 7 ospite, Marco Pagnini. La parata di Bigarella, riparte Braganze. Dalla Valle e Dal Santo a proporre un'azione offensiva. La conclusione, parata ancora da Leonardo Barozzi. Braganze magari un gol, se non altro per l'impegno profuso, lo meriterebbe. Ma Leonardo Barozzi non era della stessa idea. E allora siamo dall'altra parte con Francesco Banini, Davide Banini. Sergio Silva che incita i suoi ad accelerare nelle giocate, nella circolazione di palla, nel ritmo. Attenzione qui, c'è Francesco Banini e poi Gallifa che vengono richiamati dall'arbitro, vediamo le decisioni. Blu svendolato a entrambi. Quindi doppia sostituzione, visto che c'è stata la doppia espulsione. In questo caso i giocatori espulsi possono essere entrambi sostituiti. E allora Braganze inserisce Pietro Battaglin e Follonica inserisce Serse Cabella. 20 minuti al termine, quindi sono già trascorsi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. 4-0 il punteggio con cui Galileo Follonica si sta imponendo ai danni di Braganze. E poi Gallifa deve stare attento a non accumulare il terzo cartellino blu, perché automaticamente comporterebbe il cartellino rosso e vorrebbe dire giornata di squalifica. Non è il caso. Si riparte. Federico Pagnini, Marco Pagnini, Davide Banini, Serse Cabella. Recupera palla Battaglin in coabitazione con Andrea Dalla Valle per Braganze. Va a cercare spazio dietro porta il numero 2 rossonero. Buono il passaggio per Mattia Ghirardello, la conclusione di Mattia Ghirardello rimpallata. Arriva per primo Andrea Dalla Valle che va all'indietro da Pietro Battaglin. Cercano di combinare i due. Alza la stecca Davide Banini, va a commettere il nono fallo di squadra Follonica, a un passo dal bonus. Battaglin e Ghirardello pronti a riprendere il gioco. Dal Santo, Battaglin, Dalla Valle. L'accelerazione Dalla Valle, l'assist di Ghirardello per Dal Santo che aveva tagliato in diagonale, è una buona combinazione questa. La deviazione con il pattino degli avversari non ha consentito di portare Dal Santo davanti a Leonardo Barozzi, stata una buona combinazione questa, ma siamo dall'altra parte con Follonica che gira palla a velocità siderale. E allora Marco Pagnini. Cattivo controllo di Cabella, ma che riviene sulla palla, grandissima
grandissima condizione tecnico-tattica di Follonica, veramente complimenti alla formazione di Sergio Silva, che sta giocando veramente bene. Dalla Valle ora cerca un buon assist per Pietro Bataglin, buona l'iniziativa del numero 73. Il tentativo di assist per Mattia Ghirardello, ma siamo dall'altra parte, un lancio in contropiede in verticale. Follonica che gioca di prima. Cabella, la conclusione di Cabella, gli dice di no Andrea Bigarella. Ancora Breganze a difendere contro una formazione ospite particolarmente ispirata. Cade intanto Davide Banini. Non fermano il gioco gli arbitri. Pietro Bataglin solo davanti a Barozzi, che gli dice di no. 17:32 al termine. Federico Pagnini. Davide Banini che era caduto ma si è già rialzato e può riprendere il gioco. Marco Pagnini. Insistita l'azione di Marco Pagnini, all'indietro per Banini, la finta di tiro di Banini. Cabella recupera sfera Breganze, riparte con Stefano Dal Santo, ma Follonica si è già preparato alla fase difensiva e quindi non ha trovato spazi. La conclusione di Ghirardello, la parata di Barozzi. Dall'altra parte con Marco Pagnini, l'esterno della rete per Marco Pagnini. Mattia Ghirardello non trova un passaggio, comunque supera la metà campo. Bataglin, Dal Santo, Ghirardello. La conclusione è rimpallata da Cabella. Sarà possesso per Breganze. Time out chiesto da Follonica. 16:34 al termine. Galileo Follonica 4, Hockeylanaro Breganze 0. Entra intanto Silvio Costenaro per la formazione di casa, va a riposare capitano Dal Santo. Non sono alle viste cambi per la formazione di Sergio Silva. Situazione di falli 9, quelli commessi da Follonica, 4, quelli commessi da Breganze. La formazione di casa però si è vista sanzionare con 2 tiri liberi diretti nel corso del primo tempo, entrambi capitalizzati dall'uomo del match finora, Davide Banini, tripletta per lui e 20 reti stagionali con quelle messe a segno stasera. Il prossimo turno vedrà le sfide tra TR Chimica Montebello opposta a GDS Impianti Forte dei Marmi. Il Follonica sfiderà il Team Service Car Monza. Teleamerica Sandrigo sarà opposta a Waysport Valdagno, quindi un derby. Peccato che si disputa a porte chiuse purtroppo, come tutte le partite finora. Credit Agricole Sarzana sfiderà Breganze. Il Grosseto sarà opposto all'Hockey Scandiano. E BDL Correggio, un broker Bassano, e poi Trissino Amatori Lodi, ed è sicuramente il big match. Si riparte intanto Silvio Costenaro, ma Pietro Bataglin. Andrea Dalla Valle, la triangolazione a un passo dalla conclusione. Pietro Bataglin, buona questa combinazione di Breganze. Bravo Pietro Bataglin a rivenire su Marco Pagnini e a soffiargli il possesso. Riparte Mattia Ghirardello, notevole accelerazione del numero 6. La conclusione di Ghirardello, peccato, è risultata imprecisa. Breganze che ha avuto se non altro un sussulto. Sta accelerando la formazione di Enrico Gonzo alla ricerca se non altro del gol, intanto del primo gol della serata. Pietro Bataglin, niente da fare, Davide Banini si libera bene. Recupera la sfera Breganze però. Ancora Pietro Bataglin che va da Silvio Costenaro. Silvio Costenaro dietro la porta, è fronteggiato da Federico Pagnini che è un pessimo cliente. Il doppio passaggio con Andrea Dalla Valle, la parata di Barozzi, fase un po' convulsa del match. Mattia Ghirardello, la conclusione ancora una volta
Leonardo Barozzi a negare la gioia del gol al numero 6 di casa. Breganze sicuramente sta avendo un buon momento. E allora se ne avvede Sergio Silva, doppio cambio. Entrano Francesco Banini e Leonardo Montigel. Magari Sergio Silva vuole un po' vederci chiaro in fase difensiva e alzare le cadenze e magari controllare il match. E infatti Follonica opta per il possesso palla continuato. Lo può fare dall'alto del punteggio. 3 secondi per andare al tiro. Francesco Banini davanti a Bigarella, ma buona l'azione difensiva di Pietro Battaglini nella circostanza. Costenaro. Ancora Costenaro in azione insistita. Battaglin. Costenaro. Dalla Valle. Buona la combinazione nella circostanza di Breganze, che ha ancora 20 secondi per effettuare la conclusione. Ghirardello dietro porta. Bravissimo Mattia Ghirardello, ha cercato sul secondo palo Andrea Dalla Valle, impreciso però il passaggio. Ancora alla caccia della sfera Breganze, e invece hanno la meglio i giocatori ospiti. Infatti c'è Marco Pagnini sulla sfera, si rifuggia da Francesco Banini. Un cambio, Bonarelli intanto, è uscito Marco Pagnini. Francesco Banini, Federico Pagnini, Fernando Montigel, Francesco Banini, Bonarelli, Federico Pagnini. Lo fronteggia Silvio Costenaro. E dietro la porta Federico Pagnini, all'indietro per Montigel, la conclusione di Montigel, Murata. 4 secondi al termine per tentare il tiro per Follonica, preferisce lasciare il possesso a Breganze direttamente. Filippo Compagno intanto va a dare il cambio ad Andrea Dalla Valle. 12 minuti e 50. Insistita l'azione di Filippo Compagno. Ha un pessimo cliente da fronteggiare, che è il signor Fernando Montigel, grandissimo difensore. Riparte Francesco Banini. Bravo Filippo Compagno a togliergli sfera davanti a Bigarella. Riparte Pietro Battaglin, l'accelerazione di Battaglin. Non trova un passaggio facile il numero 2 rossonero, e allora fa da solo. Entra in area, va a sfidare Leonardo Barozzi, che ancora una volta gli dice di no. Insistita l'azione di Pietro Battaglin. Breganze sì, meriterebbe almeno un gol. E invece siamo ancora a 0. Montigel intanto per i suoi. Il passaggio alla finta di blocco. Il blocco fischiato, è il 10° fallo. Lo ha commesso Fernando Montigel. Breganze che ha l'opportunità quindi di andare a sfidare il portiere della nazionale Leonardo Barozzi. Vediamo chi si incarica del tentativo di trasformazione. È Paul Gallifa, che va a tentare di trasformare. A 12:03 dal termine Follonica ha esaurito il bonus, e allora sarà Gallifa contro Barozzi. Vediamo il tentativo di trasformazione del tiro libero diretto. Parte Gallifa. Purtroppo il palo gli nega la gioia del gol al numero 7 di casa, che esce subito, anche perché Enrico Gonzo non vuole correre rischi. Ricordiamo che Gallifa ha accumulato 2 espulsioni temporanee, e allora meglio non rischiare di andare a giocare in quel di Sarzana senza di lui, anche perché comunque i compagni si stanno disimpegnando bene. E allora siamo dall'altra parte però con Montigel, Francesco Banini, Silvio Costenaro a fronteggiarlo. Insistita l'azione difensiva di Costenaro. Federico Pagnini, Montigel, Francesco Banini. La parata di Bigarella. Il più lesto a impossessarsi della sfera è Fernando Montigel, numero 17 ospite. Filippo Compagno aveva per un attimo recuperato sfera, ma purtroppo gli è uscita dalla pista. Peccato, era un'opportunità per ripartire.
La palla è uscita. Siamo pronti a ripartire. 11:07. Follonica avanti nel punteggio 4-0. Francesco Banini, Federico Pagnini, ancora Francesco Banini, Federico Pagnini, insistita l'azione, il tentativo di alza e schiaccia. Notevole la giocata del numero 7, capitano ospite. Palla alta, pronti a ripartire. Intanto è rientrato Capitan Dal Santo. Il signor Molli sta dialogando con il capitano rossonero. Pronti a ripartire. L'accelerazione di Dal Santo che va a sfidare Francesco Banini e Montigelli. Guadagna un fallo di squadra, l'11°, quello commesso da Follonica. Al 15° fallo, ricordiamo, ci sarebbe il secondo bonus. Braganza purtroppo non è riuscito a capitalizzarlo. Buona la giocata di Pol Galifa nella circostanza, ma gli ha detto di no la traversa. Quindi Braganza è ancora a 4-0 questa sera, dopo le 5 reti realizzate contro il Correggio. Qui c'è un'opportunità importante, la conclusione di Silvio Costenaro sopra la porta. Recupera la sfera Pietro Battaglin, va a sfidare anche una volta Leonardo Barozzi. All'ultimo istante gli soffiano la possibilità della conclusione. Peccato. 9:50 al termine. Ancora 4-0 per gli ospiti il punteggio. Montigelli. Francesco Banini. Il fallo di squadra commesso da Silvio Costenaro. Time out richiesto da Enrico Gonzo. La sua squadra è sotto 4-0, ma sicuramente ha disputato un secondo tempo volitivo. Ha avuto l'opportunità di realizzare almeno un punto con Pol Galifa, che si è visto negare dalla traversa la gioia del gol personale. Follonica ha realizzato in apertura di secondo tempo il quarto gol con Federico Pagnini e ha messo naturalmente in banca, come si suol dire, il risultato. Comunque è un match sicuramente piacevole, con Follonica che ha dimostrato a tratti una condizione fisica e tecnico-tattica sicuramente notevole e ha legittimato il vantaggio. In questo secondo tempo gli arbitri hanno lasciato un po' giocare maggiormente rispetto al primo, diciamo così. E lo spettacolo magari ne ha giovato, ma comunque ricordiamo sempre che il regolamento dell'hockey pista è sicuramente si presta a interpretazioni e a stretto rigore di regolamento. Mi pare di poter dire che le decisioni degli arbitri sono quasi tutte da condividere, proprio in considerazione del fatto che è un regolamento che non punisce i contatti e quindi è giusto che vengano sanzionati. Attenzione qui la combinazione con il tiro di prima di Fernando Montigelli. Bonarelli a caccia della sfera, arrivato per primo. Francesco Banini, una palla vagante, vediamo chi ci arriva per primo. Ci arriva Bonarelli. Braganza va a commettere il sesto fallo di squadra. Attenzione, il signor Molli ha qualcosa da... è pronto a richiamare il signor Dal Santo, cioè il capitano del Braganza, che si vede il secondo richiamo. Cartellino blu per Stefano Dal Santo. E allora ci sarà il power play per Follonica.
I richiami del signor Molli alla panchina rossonera. C'è un richiamo ripetuto del signor Molli all'indirizzo del capitano rossonero. 2 minuti di power play quindi per Follonica. (9:21 al termine). Follonica che avrà 2 minuti di power play. Vediamo gli sviluppi. Palla vagante. Arriva per primo Francesco Banini. Vediamo come Follonica orchestrerà questa superiorità numerica. Va a caccia di sfera Filippo Compagno. Subito Federico Pagnini va a colpire. 9:08. Doppietta quindi per Federico Pagnini. E Follonica sul 5:0. Breganze che può inserire il giocatore di movimento. Ed è Nicolas Bangert, classe 2003, che entra in questo match. 5:0 per Follonica. Attenzione, Bataglin, Filippo Compagno, fuori la sua conclusione. Attenzione, il signor Molli va a sanzionare ancora Filippo Compagno con il cartellino blu, è il suo secondo di serata. E allora Follonica che può dilagare nel punteggio. 8:56. Va Marco Pagnini a sfidare Andrea Bigarella. È salito in cattedra il signor Molli. Prima cartellino blu a Stefano Dal Santo, adesso cartellino blu a Filippo Compagno. Sicuramente una condotta pericolosa, ma a volte su situazioni del genere si fischia fallo di squadra, e invece è stato categorico il signor Molli, ha fischiato il cartellino blu, ha sventolato il cartellino blu e ha dato tiro libero diretto a Follonica. E allora Breganze sotto 5:0, pronto a subire un altro tiro libero diretto. Vediamo. Marco Pagnini sulla sfera, 8:56 al termine. La rete di Marco Pagnini, 8:53. Quindi si iscrive anche Marco Pagnini al tabellino dei marcatori. 6:0 per Follonica. Andrea Dalla Valle. Si riparte. Silvio Costenaro. Il tentativo di servire Pietro Bataglin. Siamo dall'altra parte. La palla vagante, recupera Costenaro. Riparte Costenaro. Azione insistita del numero 29 rossonero. Dietro la gabbia di Barozzi, va da manforte Nicolas Bangert. E allora Francesco Banini, Montigel, Cabella. Banini a un passo, bravo Nicolas Bangert a chiudere la possibilità di concludere l'azione a Fernando Montigel. Accelera Breganze. Bangert per Costenaro, Bataglin. Peccato, Breganze aveva avuto un buon inizio di secondo match, di secondo tempo. Alcune decisioni arbitrali che hanno fruttato 2 punizioni di prima per Follonica hanno consentito alla formazione ospite di dilagare. 3 reti messi a segno nel primo tempo o 3 reti nel secondo tempo. E Follonica saldamente padrona di questo match. Galileo Follonica, formazione che sicuramente pare meritare più dei punti più della posizione che ha in classifica attualmente, il 7° posto. È probabile che
sia destinata a crescere la squadra di Sergio Silva. Breganze che deve sicuramente registrarsi dopo è reduce da una partita al Cardiopalma con Correggio, dove è risalita nel punteggio, ha sfiorato i 3 punti, se li ha visti negare a 2 centesimi di secondo dalla fine sabato scorso, e adesso qui ha pagato dazio al cospetto di una formazione sicuramente maggiormente dotata dal punto di vista tecnico e tattico, ma la stagione prosegue. Sabato Breganze sarà impegnato in una trasferta sulla carta proibitiva, qual è quella di Sarzana, ma la formazione di Enrico Gonzo deve riuscire a giocare con continuità e convinzione tutte le proprie partite di qui alla fine della regular season e poi giocarsi tutto ai play-out, perché questo pare il destino del campionato 2020-2021 di Breganze, che si sapeva difficile, si sta rivelando tale, ma Breganze può e deve profondere ogni energia per cercare di giocarsi la permanenza in A1 quando sarà il momento. Siamo pronti a ricominciare. Davide Banini, Serse Cabella, Francesco Banini e Bonarelli, Oscar Bonarelli per la precisione. Queste le scelte di Sergio Silva a 7 minuti dal termine. La pista era leggermente umida, si è provveduto ad asciugarla. Si riparte. Possesso per Breganze, riparte la formazione di Enrico Gonzo con Nicolas Bangert, Silvio Costenaro. Azione insistita del numero 29 di casa. Dalla Valle, si avventa sulla sfera Dalla Valle, bravo. È stato sfortunato, non ha trovato la porta, ma è stata lodevole l'iniziativa del numero 73 di casa, Costenaro. Il tentativo di servire Bangert. Francesco Banini, Davide Banini. Tripletta per lui stasera. Poi doppietta di Federico Pagnini e rete di Marco Pagnini. Intanto il palo nega la gioia del gol a Serse Cabella. Pietro Battaglin. Dalla Valle. Battaglin. Costenaro. Volitiva la prova di Costenaro, la deviazione sotto porta di Dalla Valle. Fa buona guardia Leonardo Barozzi, insistita però l'azione del numero 73 di casa. Ancora Dalla Valle in possesso. Si libera della sfera con un retropassaggio per Pietro Battaglin. Palla deviata. Vediamo chi arriva per primo. Va a commettere fallo Francesco Banini. 5:28 al termine. Bangert e Dalla Valle sulla sfera. Si riparte. L'accelerazione di Battaglin. Dalla Valle all'indietro per Silvio Costenaro. Ancora Costenaro, la conclusione di Dalla Valle imprecisa. Cabella è il primo ad impossessarsi della sfera. L'accelerazione di Francesco Banini, la finta di tiro dietro la porta. Follonica che accelera ancora. Davide Banini riviene su di lui bene. Nella circostanza Pietro Battaglin. Cabella. Francesco Banini. Davide Banini. Cabella. La conclusione di Banini rimpallata da Nicolas Bangert. Breganze ha trovato buoni spunti dai giocatori della panchina. Bangert e Costenaro nella fattispecie. Volitiva la loro prova, ci pare di poter dire. Follonica ha inserito quasi tutti i giocatori di movimento, sta entrando anche il numero 3. Esposto Luca Esposto. 4:06 al termine. Davide Banini.
Vedremo se riuscirà a rimpinguare il bottino. Si rifugia indietro da Francesco Banini, la conclusione di Francesco Banini fuori dallo specchio della porta di Andrea Bigarella, che questa sera ha dovuto soccombere soprattutto ai tiri liberi diretti degli avanti avversari. Pietro Bataglin, il tiro rimpallato da Bonarelli. Banger. Bataglin. Insistita l'azione di Bataglin, che però perde sfera per l'intervento difensivo di Cabella. Siamo ormai agli ultimi 3 giri di lancette. Bonarelli si libera di Banger. La conclusione di Bonarelli gli dice di no Andrea Bigarella. 3 minuti e 13 alla conclusione del match. Banger a marcare Cabella. Da finta di tiro di Banini. Doppio scambio, ottima l'azione in questa circostanza di doppio scambio tra i fratelli Banini. La conclusione di Silvio Costenaro a un passo dalla soddisfazione del gol. Gli dice di no ancora Costenaro. La finta di tiro di Costenaro questa volta non è riuscito a servire come avrebbe voluto Pietro Bataglin. Conclusione di prima intenzione di Costenaro, la parata di Leonardo Barozzi, che ci tiene a finire imbattuto questa sera. Intanto entra Luca Esposto per Esposito per no, Esposto, scusate, per Follonica. Riparte Breganze, però Andrea Dalla Valle cade Dalla Valle. 2 minuti e 15 secondi. Francesco Banini alla ricerca della soddisfazione personale. C'è un richiamo, una sostituzione ordinata da Sergio Silva. Gioco fermo, viene sostituito il portiere, ci sembra. Sì, così è. Quindi esce Leonardo Barozzi, entra Andrea Fellini. Gloria per tutti, quindi per i giocatori di Sergio Silva questa sera, che si sono imposti in quelli di Breganze, conducono 6-0 a 2 minuti e 12 dal termine. Meritatamente, anche se un po' di rammarico per Breganze c'è, magari per qualche decisione arbitrale che non ha convinto del tutto. Ma sicuramente la vittoria di Follonica non può essere messa in discussione. E Breganze deve proseguire il suo percorso in questo campionato, che gli riserverà l'impegno per cercare di evitare la retrocessione con la post season, cioè con i play out. Intanto c'è Silvio Costenaro, la conclusione rimparata da Esposto. Andrea Dalla Valle. Banger. Possesso per Follonica con Marco Pagnini. Cabella. Ancora Cabella, azione insistita. La conclusione rimpallata dalla difesa locale. Cabella. Federico Pagnini. Attenzione, c'è fallo di squadra fischiato al numero 3 ospite. Si riparte. Silvio Costenaro. Pietro Bataglin. Nicolas Banger. Silvio Costenaro. La finta di tiro di Costenaro. La palla in area. L'alzata da Andrea Dalla Valle. E allora siamo dall'altra parte. Ultimo giro di lancette. Federico Pagnini. La parata di Andrea Bigarella. Il tentativo di ripartire di Pietro Bataglin smorzato. Ancora Cabella. E ancora Bataglin che va da Nicolas Banger. L'accelerazione di Banger. Il tiro è Banger che trova il gol. La soddisfazione e la gloria personale per Nicolas Banger. Ci sembra sia il primo gol in Serie A per il numero 3 breganzese, classe 2003. Almeno una soddisfazione personale. 6-1.
Match, siamo ai titoli di coda. E riparte Breganze, vediamo se riesce a trovare ancora la via della rete, invece no, sarà Follonica presumibilmente a chiudere in attacco con esposto la conclusione, il tentativo di assist per Sesse Cabella. Eccolo qua il gol di Marco Pagnini, 7-1, 15-30. E allora doppietta anche per Marco Pagnini. Doppietta per Marco Pagnini, doppietta per Federico Pagnini, tripletta per Davide Banini. Queste le reti degli ospiti per Breganze, il gol della bandiera realizzato da Nicolas Banger. 10 secondi e 40 al termine. Quindi si conclude qui il girone d'andata per Breganze e per Follonica con il recupero dell'8ª giornata. Vedremo gli altri risultati e chi sarà a qualificarsi per la Final 8 di Coppa Italia, ma intanto il match termina qui. Un ringraziamento alle telecamere di Studio 7 HD per il servizio reso in favore della piattaforma della Hockey Pista Fisser TV. L'operatore di serata era Marian Monteanu. Fausto Pozzan vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alle prossime telecroniche delle partite dell'Hockey Lanaro Breganze stagione 2020-2021. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.